Devono rimanere dentro, probabilmente capiranno che prima si fanno il tampone, prima possono uscire. Molti lavorano nei campi, fanno la vendemmia, altri magari provenivano da altre zone. C'è un po' il timore che nel frattempo qualcuno abbia potuto circolare. Che cosa dice lei? Allora, questo timore c'è, ma c'è tra tutti noi, quindi quello che preoccupa me non è tanto questa preoccupazione del contagio, ma che sorga un'ancora più ansia da parte dei cittadini. La cosa che mi preoccupa di più è l'ansia dei cittadini. Dobbiamo stare tranquilli e vivere normalmente. Se facessimo il tampone a 100 di noi, probabilmente ne verrebbero fuori di positivi, motivo per il quale dobbiamo usare le mascherine e mantenere le distanze, perché se io fossi positiva e non lo so, devo mantenere la mascherina, usare tutte le precauzioni in modo da non attaccare niente al prossimo. Passano 15 giorni, mi negativizzo e non me ne accorgo neanche. Avevano paura di dover rimanere dentro e quindi sono rifiutati. Appunto, e quindi per questo dico, rimarranno comunque dentro, giusto aver preso il provvedimento di farli rimanere dentro, rimangono dentro e se anche dovessero, se non tra 15 giorni, o se vogliono farsi sto tampone, se lo faranno e se si sono negativizzati usciranno come è accaduto alla Serena. Sì, come se ci fosse un focolaio, diciamo, nel paese, nelle scuole. E se c'è la prassi di fare il tampone si deve fare e basta, no? A prescindere che sia la caserma o che sia un'azienda o sia una scuola. È diventata una quotidianità, la gente ancora non ha capito che deve stare attenta e molte volte viene sottovalutata la cosa. Bisogna cercare di rimediare alla cosa, in poche parole, senza fare problemi della Madonna. Io andrei di corsa se mi dicono di andare a fare il tampone, almeno sto tranquilla per me e per gli altri.